Hello, good morning, everybody around the world and on the outside of the world. Today, I I go beyond the unimaginable. All right, let's learn Italian and surprising ourselves day by day. Listening Italian 15. Quantum robins. Robins in Italian are the pettirosso. It's a species, with the red breast. They are beautiful. So, that is the name given to an experiment done about the quantum entanglement theory. Let's dig in straight away. Scientists have long speculated that birds navigate the globe using magnetism. Gli scienziati hanno ipotizzato nel corso di tanti anni di ricerca che gli uccelli migrano grazie all'utilizzo del magnetismo terrestre. Gli scienziati hanno ipotizzato che in due corso il Rellan e che ricerche che hanno fatto hanno scoperto che le uccelli migrano grazie all'utilizzo del magnetismo terrestre. However, a new study suggests that quantum entanglement indeed enables birds to see the Earth's magnetism field as if it were a pattern of colors. Uno studio recente sembra confermare che l'entanglement o correlazione, in italiano, quantistico, la correlazione quantistica in italiano, ok, but in Italian, especially in the scientific field, we still use a lot of English terms, no? We call inglesismo, ok? Effettivamente mette in condizione gli uccelli di poter percepire il campo magnetico terrestre come se fosse un pattern o un diagramma di colori. Un pattern è un altro termine inglesismo che si usa molto in italiano. Quantum entanglement describes a phenomenon that links a pair of electrons so that either one of them knows what the other is doing, regardless of their distance apart. Il quantum entanglement identifica un fenomeno che mette in stretta relazione una sequenza di due elettroni in perfetta simbiosi tra loro, indipendentemente dalla loro distanza. I have translated in Italian using the term symbiosis because the way how they describe this, it looks that these electrons are alive. I love this. That's why I use the symbiosis, because they know perfectly exactly what they are doing each other. So that is very interesting. It's a nice storyteller. According to a paper published in an upcoming issue of Physical Review Letters, physicists at the University of Innsbruck in Austria have designed experiments testing the theory that birds use a molecule called the cryptochrome located in their eyes to sense magnetic fields.
Secondo un documento pubblicato successivamente del Physical Review Letters, i fisici dell'Università di Innsbruck in Austria hanno sviluppato esperimenti teorizzando che gli uccelli usano una molecola chiamata criptocromo in italiano, becoming, ok, but it's very similar, situata nei loro occhi per poter percepire i campi magnetici. We want to say in Neapolitan. Let's say in Neapolitan, of course, I love this. O quantum entanglement o un gastro quantum identifica un fenomeno che mette in stretta relazione una sequenza e lui elettroni che stanno in una perfetta simbiosi tra loro, indipendentemente dalla loro distanza. Secondo il documento pubblicato successivamente a Physical Review Letters, i fisici dell'Università di Innsbruck in Austria hanno sviluppato esperimenti teorizzando che l'uccello usa una molecola chiamata criptocromo, situata in dall'occhio per poter percepire i campi magnetici. Now, a team from Oxford University and Singapore believe that this compass is making use of something called quantum coherence. A conferma di questo, un team di ricercatori di Oxford e Singapore ipotizzano che questa bussola degli uccelli si basi su una teoria cosiddetta coerenza quantistica. A confermare questo, un team di ricercatori Oxford e Singapore ipotizzano che questa bussola e l'uccello si basa in una teoria cosiddetta coerenza quantistica. In another article, a report described how data are analyzed from an experiment made by Oxford and Frankfurt scientists on robins birds. In un altro articolo, un rapporto descrive come i dati vengono analizzati in una sperimentazione eseguita da scienziati di Oxford e Francoforte sui pettirossi. We say again, pettirosso is the Italian name of robins, okay, the birds. In un altro articolo, un rapporto descrive come i dati vengono analizzati in una sperimentazione eseguita da scienziati di Oxford e Francoforte, coppie e pettirosso. The experiment showed that the magnetic compass used by robins could be disrupted by extremely small levels of magnetic noise. L'esperimento mostra che la bussola magnetica usata dai pettirossi può essere resa inutilizzabile in presenza di interferenza oppure anche rumore magnetico, noise, anche a valori estremamente piccoli. Lo esperimento mostra che la bussola magnetica usata dai pettirossi può essere inutilizzabile in presenza di un'interferenza magnetica pur a valore estremamente piccolo. Coherent quantum states decay very rapidly, so that the challenge is to hold on to them for as long as possible. That is a challenge from the birds.
Stati quantistici coerenti declinano molto rapidamente, oppure deteriorano, declinano molto rapidamente e quindi gli uccelli devono essere in grado di mantenere questo stato più a lungo possibile. E sti stati quantistici coerenti deteriorano rapidamente e quindi l'aucilla hanno a essere in grado di mantenere questo stato quanto più a lungo possibile. The molecular structures in the bird's compass can evidently keep these states alive for at least hundreds microseconds, probably even much longer. Very interesting. Le strutture molecolari nella bussola degli uccelli possono evidentemente sostenere questi stati quantistici coerenti per un tempo di almeno 100 microsecondi, forse anche più lunghi. La struttura molecolare della bussola dell'aucilla PON evidentemente sostenere questi stati quantistici coerenti per un tempo di almeno 100 microsecondi, forse pure più lungo. I put two links, guys. I put the link from where I got this article. That is an organization, phis.org, Quantum Robins. But I got inspired to put down this topic today from a video in YouTube of one of a physician, a scientist that I'm following recently, because I really love this guy, this scientist. The way how he bring on the table such complicated and difficult topics in a way that really is like a magnetic field, exactly, because you got totally immersed and attracted the way how it described. The video are amazingly done. So especially this video, I put the video. I really invite you to watch this video. He's amazing and absolutely get you sticked in the video until last second. It's amazing, absolutely amazing. All right, let's review the translation proposition by proposition. Okay. Scientists, gli scienziati, have long speculated, hanno ipotizzato, or have long speculated, hanno a lungo speculato. I have translated hanno ipotizzato. Guys, again, most of these translations are of my own, okay? So, unless I specify, all of these translations are my very own. So, okay, I try to help you out to mentalize, okay, to mentalize to the Italian formation, okay, of the periods, okay, and avoiding as much possible wrong translation, so I have long speculated that birds, but I help you out doing the second translation so that you may better locate the terms, okay, the vocabulary. So that birds
poi nel corso di tanti anni di ricerca, I also add some spice. I spice up a little bit to give more Italianish sense of reading, ok? That birds che gli uccelli navigate, migrano. Instead of navigano, I preferred to use migrano, to migrate, okay? But it's the same, I mean. Using magnetism, grazie, thanks to, ok? Using oppure usando, I translated thanks to the utilize the use of magnetismo terrestre, magnetism, ok? I did it longer, but I like, okay? Is more presentable in the on the Italian side. However, can be translated ad ogni modo, but I have omitted, okay, I changed the form, the shape of the proposition. A new study, uno studio recente, suggests, I translate, sembra confermare, looks, seems to confirm, okay, suggests, that quantum entanglement, che l'entanglement quantistico or correlazione quantistica, if we want really, to stick to the Italian, but it's not necessary. In many cases in science, it's not really necessary, okay? So we keep, I am on the side of the Italian school that progressist, that like to keep this, as we call Inglesism, this English word. Depends, huh? Not always. Only here. When it comes to song, to music, poesy, no. Poetry, no. I don't accept English, Inglesismi. Okay, I like the pure Italian. But on science, on the technical, come on. Entanglement indeed enables, effettivamente mette, indeed enables, mette effettivamente, indeed enables, mette in condizioni, birds, gli uccelli, to see the Earth's magnetic field, di poter percepire o di poter vedere. I prefer that. I don't like birds to see, even if they put in virgolette, okay, upper cases. So of course they want to. I mean to say, they wrote see because we are talking. We are talking of the eyes sense, the eyesight of the birds. So I surrender. Okay, so I accept, but I preferred to translate di poter percepire, to perceive, ok? Il campo magnetico, the Earth's magnetic field, il campo magnetico terrestre, Earth's, terrestre, as if it were a pattern of colors, come se fosse, ok? If it were, okay, subjunctive form, un pattern di colori. In italiano we use pattern a lot, okay? It's another English word that became a very part of the Italian vocabulary, but I added as a synonymous diagram of color, di colore, okay? Quantum entanglement describes il quantum entanglement. Entanglement in italiano we translate literally incastro, incastro, imbroglio.
describes, identifica o descrive a phenomenon, un fenomeno that links a pair, che collega, ok, that links, che collega, but since this concept is a bit is not really easy, I preferred to use an Italian more describable, more understandable. So a pair of electrons mette in stretta relazione, put in close relation, una sequenza, a pair of electrons, a sequence or a pair, un paio di elettroni, but in Italian doesn't sound so beautiful, a pair, un paio. So a sequence of electron in physics in Italian is much better described as a sequence, okay, of two electrons, di due elettroni, either, so that either one of them knows what the other is doing. So I changed totally this, okay, even if I like so much the way how it's described here, because they look like two friends knowing each other perfectly. I love this so much. It's like giving life to the electrons, all right? The metaphor is kind of on the metaphoric level, and I really appreciate. But to make easier the understanding on an Italian side, I change, and so I say in due, che mette in stretta relazione una sequenza di due elettroni in perfetta simbiosi tra loro. Me too, I use the paraphrase like to be like they are a living beings, these two electrons, and that's why I like also to use describe using this symbiosis that is much used in the animal world, okay, in perfect symbiosis tra loro, also because symbiosis perfectly identify a reciprocal action, okay, mutual action, movement, okay, tra loro, in between them, their self, okay, what the other is doing in each other, tra loro, regardless of their distance apart, indipendentemente dalla loro distanza. Okay. Now it will take too long, so I want to read again, guys, in Italian only, okay, so that after I will read as clear as possible, okay, discerning, discriminating carefully all the syllables, okay, so that you may after later dub literally my voice and shadowing what I'm saying, okay, repeating exactly the tone, the cadenza, the meter, the way the punctuation, okay, so ready. Gli scienziati hanno ipotizzato nel corso di tanti anni di ricerca che gli uccelli migrano grazie all'utilizzo del magnetismo terrestre. Uno studio recente sembra confermare che l'entanglement o correlazione quantistica effettivamente mette in condizione gli uccelli di poter percepire il campo magnetico terrestre come se fosse un pattern di colori. Il quantum entanglement identifica un fenomeno che mette in stretta relazione una sequenza di due elettroni in perfetta simbiosi tra loro, indipendentemente dalla loro distanza.
Secondo un documento pubblicato successivamente del Physical Review Letters, i fisici dell'Università di Innsbruck in Austria hanno sviluppato esperimenti teorizzando che gli uccelli usano una molecola chiamata criptochrome o criptocromo in italiano, situata nei loro occhi per poter percepire o vedere i campi magnetici. A conferma di questo, un team di ricercatori di Oxford e Singapore, lavorando in team, ipotizzano che questa bussola degli uccelli si basi su una teoria cosiddetta coerenza quantistica. In un altro articolo, un rapporto descrive come i dati vengono analizzati o vengano analizzati utilizzando il congiuntivo, ok? In una sperimentazione eseguita da scienziati di Oxford e Francoforte sui pettirossi. L'esperimento mostra che la bussola magnetica usata dai pettirossi può essere resa inutilizzabile in presenza di interferenza magnetica o di rumore magnetico, anche a valori estremamente piccoli. Stati quantistici coerenti declinano molto rapidamente e quindi gli uccelli devono essere in grado di mantenere questo stato più a lungo possibile. Le strutture molecolari nella bussola degli uccelli possono evidentemente sostenere questi stati quantistici coerenti per un tempo di almeno 100 microsecondi, forse anche più lunghi. Alright guys, now I read the whole in Neapolitan, please. Give me, give me a break. Alright, let me enjoy my video in the whole. I scienziati hanno ipotizzato che in due corse tanti anni di ricerca l'uccello che migrano grazie all'utilizzo del magnetismo terrestre. Uno studio recente sembra confermare che la correlazione quantistica effettivamente mette in una condizione l'uccello e poter percepire il campo magnetico terrestre come se fosse un diagramma di colore. O quantum entanglement, I translate the English at the Neapolitan way, ok? O quantum entanglement identifica un fenomeno che mette in una stretta relazione una sequenza di elettroni in perfetta simbiosi tra loro, indipendentemente dalla loro distanza. Secondo un documento pubblicato successivamente a Physical Review Letters, i fisici dell'Università di Innsbruck in Austria hanno sviluppato esperimenti teorizzando che l'uccello usa una molecola chiamata criptocromo, situata in dall'occhio per poter percepire o vedere i campi magnetici. A conferma di questa, un team di ricercatori di Oxford e Singapore ipotizzano che questa bussola dell'uccello si basa la teoria, cosiddetta teoria coerenza quantistica. In un altro articolo, un rapporto descrive come i dati vengono analizzati in una sperimentazione eseguita
ra scienziati Oxford e Francoforte goppe i pitti rosso. L'esperimento mostra che la bussola magnetica usata dai pitti rossi può essere resa inutilizzabile che la presenza e l'interferenza magnetica o in un rumore magnetica, pur con valore estremamente piccirilla. Stati quantistici coerenti declinano o deteriorano molto rapidamente e quindi l'aucella hanno essere capace, hanno essere in grado di mantenere questo stato quanto più a lungo possibile. E struttura molecolare della bussola e l'aucella possono evidentemente sostenere si stati quantistici coerenti per un tempo almeno 100 microsecondi, forse pure più. Alright guys, thanks for giving me the chance to enjoy my Neapolitan translation, reading. Okay, all right, guys. Again, from my point of view, of course, an amazing topic, an amazing, incredible perspective of what we are going through, about our knowledge, where is going, okay, towards an unimaginable things. But what is nice that with the experimentation, and if you see, you will realize watching the video, amazing. How tangible you can see, because the way how these experiments are carried out are seriously tangible. You really can see practically the effectiveness, the reality, the truthness of these theories. Is amazing. I'm totally entranced by this video, and I'm really speechless. The original video is that is totally entranced me. Is why does quantum entanglement defy all logic? Secrets of quantum physics and the progress in this research. Okay, and the genius and the amazing host of this series of fabulous videos, very well done, with real graphic, real storytelling, not like so many videos using the artificial intelligence and making a mashup of videos without any relation. The videos of the great Professor Jim Al-Khalili are made in a fantastic video, and they remind me the amazing videos made by the super Italian scientific journalist Piero Angela, and inherited by his son Alberto Angela. Okay, I'm citing some of my favorite Italian science journalists. Okay, that will bring the science, the culture, in an amazing way. And what
I'm watching with the videos of Professor Jim Al-Khalili, and of course so many other amazing scientists. I mean, come on. We have to give credit to all of them, because um, without them we cannot even think how far we came across the knowledge of the Homo sapiens. So that's why. All right, guys, thank you very much, and see you next. Bye. Ciao.